domenica sera sono andata a mangiare dalla zia. Dopo mangiato ci siamo messi lì nel divano, il papà mi ha preso, mi ha abbracciato e mi dava anche dei baci e io mi sono sentita amata. Quando vado a Roma e vado dai miei nonni, sono molto contento e anche loro. Qualche volta la nonna mi presenta le sue amiche oppure mi parla qualcosa su Roma o mi compra qualche giocattolo e in quel momento mi sento molto amato. Però quando vado via è molto dispiaciuta. Domenica mio papà, quando è tornato a casa da lavoro, mi ha detto: mettiti le scarpe che andiamo a prendere la pizza. Poi sono tornata a casa e mia mamma mi ha detto: ti voglio bene. Ogni sera, quando la mamma viene a casa da lavoro, se sono sveglia mi coccola, se sono addormentata mi dà dei bacini. E mi dice: ti voglio bene. Venerdì mio papà ha comprato tutte le cose che mi servono per fare la festa in base che fa il militare lui. Il giorno successivo sono andata in base di mio papà e sono stato molto contento. Ho compiuto 8 anni e sono stato molto contento che mio papà mi ha organizzato la festa. Al venerdì, quando vado a Monselice da mia nonna, lei è sempre piena di gioia e vado sempre a messa con lei a venerdì o a domenica o di pomeriggio o di mattina, però io preferirei di mattina perché dura meno. E quando posso l'aiuto a preparare la tavola e quando devo andare a casa lei è sempre molto dispiaciuta. Allora, mio papà fa il violinista, quindi sta spesso via per giorni lontano da casa per lavorare. Quando torna, io e lui andiamo o al museo o in piscina o al mare, in dei posti per divertirci, io e lui. E io in quel momento mi sento amato perché il mio papà mi dedica molte attenzioni e mi aiuta se sto facendo qualcosa di male, così. E io mi sento amato perché sento che mio papà mi vuole bene. C'era una volta un bosco molto bello in cui vivevano animali e piante di ogni specie. Era un luogo di pace e di tranquillità. Nulla turbava i suoni e i mormori della natura. Un giorno vi giunsero un uomo, una donna e un bambino. Gli animali però non si spaventarono, gli ospiti non avevano l'aspetto di cacciatori. La famiglia decise di passare la notte in quel bosco. La notte Aldo, il bambino, scoppiò a piangere convulsamente. Aveva sognato di qualcuno, ma né l'uomo né la donna lo sentirono. Il loro sonno era troppo profondo. Il pianto di Aldo svegliò tutti gli animali del bosco, che si preoccuparono molto. Qualcuno mangi quel bambino! Non essere cattivo, è solo un piccolino che piange perché ha fame e nessuno si prende cura di lui. Andiamo a prenderlo, diamogli qualcosa da mangiare.
lupi afferrarono Aldo per il pigiamino e lo condussero nel branco. Gli offrirono un coniglio appena catturato, ma non gli piacque. Gli offrirono dei pinoli, ma non gli piacquero. Gli offrirono dei funghi, ma non gli piacquero. Gli offrirono dell'erba, ma non gli piacque. Aldo piangeva sempre più forte. Passò di lì una cerva e lo calmò allattandolo con amore. Il bambino mangiò in abbondanza e poi si addormentò. Quando l'embosco tornò al silenzio, gli animali fecero un sospiro di sollievo. Potevano finalmente dormire. Ad un certo punto, però, gli orsi decisero di portarlo nella loro tana. Questo bimbo a chi lo do, lo darò alla Befana che lo tiene una settimana. Nel bosco, a poco, tutti ripresero a dormire, tranne il gufo e gli altri animali notturni. All'improvviso, però, il bambino ricominciò a piangere con tutte le sue forze e l'orso, disperato, corse a chiedere aiuto al saggio gufo. C'è un bambino che piange, non ci lascia dormire. Sarà annoiato, dobbiamo farlo giocare. Ancora una volta Aldo si calmò in mezzo al calore di questi simpatici animali. Purtroppo però gli animali hanno gli artigli e i denti, che spesso usano per gioco. Un orso inavvertitamente lo graffiò e Aldo si rimise a piangere. Gli animali spossati, avviliti, delusi, si arresero. Quel bambino non aveva proprio bisogno di loro. Curare un bambino è un compito molto impegnativo. Sarà meglio riportarlo ai suoi genitori. Sono loro che devono occuparsene. Aldo fu ricondotto nella tenda assieme ai suoi genitori, la sua vera e unica culla.